Buongiorno cari amici, da come avete visto dal titolo, il vostro Marietto Veneziano oggi parla di tre tipologie di persone con cui bisogna stare attenti quando si ha dei rapporti sentimentali o si stanno costruendo dei rapporti sentimentali seri e che si vuole insomma costruire qualcosa di duraturo. Allora, però prima di fare questo il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Degare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. In Telegram vi ricordo che alle 20:30 il Degarda e Marietto Veneziano, coadiuvati dalla Milas, tengono un percorso esoterico ogni lunedì nel gruppo Magici Arcieri Bertolini. Siete quindi tutti invitati e siamo già più di 170. In più, se vi scappa un bel super like è sempre di incoraggiamento. Bene, vediamo di queste tre tipologie di persone con cui quando si instaura o si inizia di instaurare un rapporto sentimentale, e sì, chiaramente si pensa sempre duraturo all'inizio, bisogna sempre stare attenti. I primi con cui ho già parlato nelle altre pillole sono i narcisisti. I narcisisti sono delle persone molto, diciamo, non molto, sono proprio ambigue, perché chiaramente fanno vedere tante belle cose all'inizio, però purtroppo, come ho già detto nelle altre pillole, sono dei falsi, non hanno sentimenti, pensano solo a loro stessi e come Narciso poi in certo senso se ne andranno, in un modo o in un altro se ne danno e vi lasceranno con un pugno di mosche. Quindi non illudetevi quando incontrate un narciso, se non lo riconoscete subito col vostro radar o non attivate un esoterista che fa un'indagine seria e accurata, rischiate di perdere tempo, denaro e salute, ma più la salute e il tempo, magari il denaro no, perché magari un narcisista può anche essere benestante, però è sempre così, quando si inizia un rapporto con un narcisista 11 volte su 9 o su 10 è una partita persa e quindi lasciate stare. Il secondo invece sono quelle relazioni in cui magari la vostra E o il vostro lui abita ancora con la mamma, un mammone, e anche lì, se voi avete un rapporto con o uno o una che vivono ancora con la mamma, cari amici, è persa di partenza, per il semplice fatto che queste persone ascolteranno sempre la parte femminile di loro stessi, e cioè che in questo caso qui è la mamma. Quindi voi potete entrare con tutti i vostri bei sentimenti, ma purtroppo la situazione sarà sempre in salita. In più, se è un mammone narcisista, cari amici, state buttando via la vostra vita e il vostro tempo e il vostro denaro, insomma tutto. Quindi lasciate stare anche in quei casi lì, perché non c'è trippa per gatti, come si dice. Cioè tutto quello che vi dirà sarà solamente uno specchio della sua mamma. Quindi se dovete avere un rapporto con un personaggio così, saprete che prima o poi la madre di questo soggetto prenderà il timone e sarà il cervello della mamma che guiderà il vostro rapporto. Quindi lasciate stare già di partenza, perché mi è già capitato gente che dopo 2 o 3 anni si era illusa di costruire qualcosa e alla fine la mamma era quella che guidava il tutto, e quindi anche in quel caso qui è meglio che lasciate un pochettino stare. Altrimenti si possono fare dei rituali di, come si suol dire, di alleggerimento, di propiziatori, ma serviranno bene a poco. Il terzo caso è anche molto importante da stare attenti, è quando si incontra gente che è vedova, che praticamente vive ancora dentro la scatola mentale del rapporto che aveva prima. E anche lì la cosa, soprattutto se ha più di 40-50 anni, è in salita. Perché? Perché questa persona praticamente vivrà sempre con quella scatola mentale che ha avuto magari per 10, 15, 20 o 30 anni con la sua cioè non ex moglie, ma con la moglie che poi o il marito che purtroppo poi è deceduto, e quindi anche in quel caso lì il rapporto sarebbe impegnativissimo, proprio perché si entra dentro in una scatola
mentale è già precostituita, e allora i casi sono due: o voi diventate la sua ex moglie, nel senso riprendete il posto di questa persona che è mancata, oppure sarà molto duro poter avere un rapporto paritario con questa persona, che sia uomo o che sia donna. Cosa fare? Per evitare questo problema, l'ideale sarebbe fare dei riti propiziatori per fare in modo di trovare esattamente l'anima gemella e non andare a incappare a queste problematiche che ci sono. Molte persone le affrontano tutti i santi giorni e non sanno più come uscirne. Quindi il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale del Degare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!